Benvenuti a Veneto in Transizione. La puntata di oggi è dedicata alla Grande Guerra e alle tante iniziative previste per la celebrazione del centenario. Ho il piacere di presentarvi gli ospiti in studio, il presidente dell'associazione ANA, Sebastiano Favero, il presidente della sezione ANA di Treviso, Raffaele Panno, e il professor Pierpaolo Traversari, coordinatore del progetto Scuole Outdoor in Rete. Volevo iniziare con il presidente Favero chiedendogli appunto il ruolo fondamentale che l'associazione ANA svolge nella promozione e nel rispetto dei valori, della storia e dello spirito collettivo. Direi che a livello nazionale, quindi coinvolgendo tutte le 81 sezioni che abbiamo in Italia, più le 22 sezioni che abbiamo in tutto il resto del mondo, ecco, noi siamo partiti già con una conferenza a Marostica di 1 anno e mezzo fa, dove abbiamo presentato l'iniziativa complessiva di quella che era l'idea da parte dell'Associazione Nazionale Alpini relativa al centenario della Grande Guerra. È chiaro che noi, nati come associazione esattamente l'anno dopo la fine della guerra, nel 1919, e costituita proprio dai reduci di quella Grande Guerra, possiamo dire che siamo i figli di quella guerra. Ed è veramente per noi estremamente importante ed è l'elemento principale, l'elemento diciamo portante di tutto il nostro progetto, quello di poter giustamente trasmettere ai giovani questi messaggi, perché lo devo dire con grande serenità, anche senza polemica. Certamente in questi anni la scuola forse si è un po' dimenticata della sua storia, della storia della nostra Italia. Io dico che si è dimenticata un po' anche dell'educazione civica, ma si è dimenticata anche proprio della storia. Allora vorremmo che a tutti i livelli, dalle elementari fino alle superiori e all'università, ecco, ci fosse una ripresa di coscienza, ed ecco perché abbiamo pensato a quel progetto del Milite non più ignoto. Perché il Milite non più ignoto? Proprio perché vorremmo che i ragazzi di oggi andassero nei monumenti dei loro paesi, delle loro città, a riscoprire quei nomi, a capire la provenienza di quel nome, quindi a dargli un volto, un'identità, e capire che quei nomi e dietro quei nomi ci sono e c'erano dei ragazzi che avevano 20 anni, qualcuno anche meno di 20 anni, e che nel momento, nel fiorire della loro vita, hanno dato la loro vita. E lo voglio dire perché mi piace ripeterlo, ed è quello che è scritto anche sul monumento ai caduti del mio paese, perché il più bello fosse il nostro vivere. Cioè dobbiamo capire che quei ragazzi hanno semplicemente obbedito a un dovere, hanno saputo compiere fino in fondo il loro dovere, lo hanno fatto con estremo sacrificio, con estrema dedizione. E questo io credo, se un paese come il nostro, come l'Italia, vuole guardare in avanti, deve far capire alle giovani generazioni che questi sono i valori portanti, questi sono i valori della nostra associazione, questi vorremmo trasmettere. A 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra sta aumentando la coscienza e la conoscenza di quello che ha rappresentato il conflitto. I territori in cui viviamo portano ancora oggi le cicatrici di grandi battaglie, come per esempio Treviso e la sua provincia, che sono stati teatro di sanguinose battaglie. Cosa sta facendo la sezione ANA di Treviso per valorizzare questa memoria? Beh, come sezione abbiamo incominciato un anno fa a programmare delle manifestazioni sul territorio, non proprio come sezione, ma interessare tutti i gruppi nei 53 comuni dove siamo presenti come sezione. Abbiamo una mostra itinerante, sono 60 pannelli che ci sono dati in concessione della provincia, dal FAS della provincia. Abbiamo già fatto 6 paesi, 6 gruppi. È una mostra itinerante, sempre sulla Grande Guerra, con dei filmati. È una mostra che è rivolta principalmente alle scuole. Sì, è aperta a tutti, ma noi puntiamo principalmente sulle scuole, perciò al mattino delle visite programmate con degli alpini che spiegano un po' le varie didascalie dei pannelli e il filmato, tanto per avere una memoria anche dai giovani e poter, lo faranno anche a scuola, però
lo fanno direttamente con gli alpini e vedo che sono molto interessati. Sicuramente il Milite Ignoto è il simbolo di questa guerra. Volevo chiedere a Pierpaolo come si sta inserendo l'attività della scuola nel progetto Milite Non Più Ignoto. L'attività didattica di ricerca sul territorio dei monumenti e dare il nome a questo monumento, che è il motivo con cui noi ci siamo collegati in maniera già precedente, però anche in quest'anno con l'Associazione Nazionale Alpini, è quello di fare in modo che gli studenti possano scoprire all'interno, come diceva il Presidente prima, del proprio paese un pezzo di storia che distrattamente vedono però non conoscono. Quindi partire dalla conoscenza attraverso lo studio del monumento o del reperto storico che si riferisce o afferisce alla Prima Guerra Mondiale, lo studio delle persone che sono iscritte in questo monumento, in questo manufatto è molto importante per richiamare la storia. E questo ci porta dopo a raccogliere tutti questi elementi verso il centro di documentazione dell'Associazione Nazionale Alpini. Speriamo attraverso un database che possa mettere insieme tutti questi elementi, perché sono elementi molto importanti che possono essere studiati, possono essere approfonditi dalle scuole o da studiosi o da ricercatori delle università, quindi sono elementi molto importanti, in modo tale di riuscire a fornire, creare e fissare un po' di storia per le nuove generazioni e voi i giovani. E questo progetto aiuta i giovani ad avvicinarsi a questo periodo storico senza appunto quella distanza che creano a volte i libri? Sì, studiare la storia sui libri e studiare invece nel contesto per esempio del Museo Diffuso del Monte Grappa è una cosa completamente diversa. Infatti noi, grazie anche alla presenza dell'ANA locale, con la quale abbiamo fatto anche una convenzione, è per noi fondamentale perché l'associazione ci aiuta meglio a entrare nel territorio. Mi viene in mente il Monte Pallon, che è il luogo, è simbolo un po' di un recupero che il gruppo di Possagno ha effettuato negli anni precedenti, con tantissime ore di lavoro, di volontariato, dove noi andiamo a portare i ragazzi, appunto è un laboratorio, diventa questo luogo un laboratorio a cielo aperto, dove i ragazzi inserendosi nel contesto possono meglio capire, per analogia o per studio fatto già nella parte indoor, che noi chiamiamo così, cioè a scuola, quello che era stata la storia precedente. E come vengono svolte queste giornate in trincea? Sì, la rete, Scuola Teodori in Rete ha alcune attività proprio evolute nel contesto storico sul Monte Grappa, scelte proprio con l'associazione. È stata una scelta proprio di campo, per i motivi che ho accennato prima. E anche perché il Monte Grappa è un simbolo per noi veneti che si vede dalla montagna, quindi tra virgolette è un monumento importante che non può restare così sconosciuto, dobbiamo farlo conoscere ai giovani. Lì portiamo avanti due iniziative, uno sono i campus di lavoro, di sistemazione o delle trincee quando era possibile o quando è possibile, perché bisogna vedere anche la tipologia di intervento che viene creata, predisposta da varie parti, e soprattutto la notte in trincea che ogni anno noi riproponiamo alle classi delle scuole del Veneto, o meglio del Triveneto, Friuli, Veneto, Emilia Romagna e anche della Toscana, che sono scuole che fanno parte della rete, accompagnando i ragazzi lungo i percorsi di arroccamento che dal Grappa conducono fino al Monte Pallon. Quindi il Grappa come simbolo, quindi visita del museo, visita di tutto quello che è il complesso monumentale del Monte Grappa, il percorso che facevano i nostri fanti, i nostri alpini lungo queste strade che si vedono anche dalla pianura, perché tagliano anche trasversalmente i fianchi del massiccio del Monte Grappa, per giungere dopo sul Monte Pallon, dove gli alpini hanno recuperato queste trincee in maniera magistrale.
Lì cosa avviene? Viene un momento di restituzione, quello che gli studenti hanno studiato a scuola con i propri insegnanti viene presentato sotto così il titolo I racconti della storia all'interno delle trincee o sulle trincee, per dopo vivere la notte stessa nelle trincee. Quindi dormono proprio all'interno delle trincee? Nelle baracche ufficiali, sottufficiali, quelle recuperate dal gruppo degli alpini di Possagno o in tenda per quanto riguarda invece la parte o il comparto che simula cioè reparti austriaci, perché ci sono due linee, due fronti che evocano le storie passate. Quindi create proprio due schieramenti Esatto, che si osservano, si ascoltano. All'interno di ogni schieramento c'è tutta una serie di elementi didattici importanti, tipo la lettura di alcune lettere che i soldati nostri inviavano al fronte, oppure alcuni brani di persone e poeti o scrittori importanti, Dallusso, Gadda, Rebora, cioè ormai fanno parte del patrimonio, diciamo, di comprensione di quello che è stata la vera prima guerra mondiale, insomma. E questo progetto quando è nato? Questo è nato grazie sempre all'associazione nel 2004 e in forma sperimentale e dopo via via è andata strutturandosi secondo una forma metodologica ben chiara che è consolidata ormai in questo tempo. Insomma. E quante scuole coinvolge? Mediamente sui 250 studenti nella settimana, in genere verso fine maggio, perché il tempo è più clemente, in genere, non è sempre detto, insomma, perché abbiamo incontrato anche la neve, però rende più veritiera la situazione, chiaramente nei canoni sempre di sicurezza, veritiera la situazione di come magari i ragazzi del 99, cioè i ragazzi di 18 anni di allora, 17 anni e 18 anni, hanno vissuto come potrebbero vivere adesso i nostri studenti. Quindi è un'iniziativa nata proprio con lo scopo di creare un'esperienza diversa rispetto alla storia che si legge? Studiare la storia a scuola non è viverla o rivederla anche con l'aiuto di testimonianze di alpini che vengono con noi in trincea e raccontano particolari o storie particolari del tempo che i ragazzi chiaramente non conoscono. Quindi una testimonianza viva che passa quella trasmissione orale molto importante. E i ragazzi che età hanno? Sono quei ragazzi di quarta e quinta superiore, quindi ragazzi che si avvicinano ormai alla maturità, a un passo dalla maturità. Ma immagino che sia un'esperienza bellissima per questi ragazzi. Sì, c'è l'elemento emozionante perché mettiamo i ragazzi nel disagio di una notte che tante volte può essere più grande, cioè si va sulle così, fantasie e le paure, no? Però bisogna pensare che i ragazzi di allora andavano allo sbaraglio senza nessuna preparazione, qui li prepariamo, c'è un momento sì vero di disagio, ma bisogna anche vivere questo disagio e superare il disagio, quindi oltre all'emozione dopo c'è una restituzione riguardo al ripensamento di quello che è stata l'esperienza, in modo che non sia fine a se stesso, ma ricondotta al percorso storico e filologico che è stato fatto a scuola. Benissimo, ti devo interrompere per lanciare la pubblicità, torniamo tra poco. Bentornati a Veneto in Transizione, stiamo parlando appunto di Grande Guerra, abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. Quali sono le altre iniziative previste appunto per la celebrazione del centenario? Noi abbiamo già cominciato con i sacrari. Già da 2 anni abbiamo fatto un primo protocollo d'intesa con l'Onor Caduti e abbiamo reso disponibili dei nostri alpini e anche dei nostri amici degli alpini per andare a integrare il personale dei sacrari laddove c'era carenza e abbiamo cominciato, guarda caso, proprio con Cima Grappa. C'è stato un primo accordo, oggi quell'accordo è stato esteso e noi abbiamo praticamente il sabato, la domenica e tutte le feste
4 nostri volontari alpini che vanno a integrare e a supplire le carenze e garantiscono l'apertura che prima invece era problematica del museo a Cimagrappa e il controllo di tutto quello che è l'area del sacrario che non è piccola. In più facciamo tutta una serie di interventi anche di manutenzione ordinaria e allora lì impieghiamo sul programma delle squadre nostre di alpini, di norma impieghiamo un sabato e facciamo tutto quello che è l'intervento di manutenzione ordinaria. Visto il risultato di Cimagrappa, l'Onor Caduti, il comando Onor Caduti ci ha chiesto la disponibilità di intervenire anche in altri sacrari dove avevano problematiche simili e proprio 2 mesi fa ho firmato a Re di Puglia l'accordo con l'Onor Caduti per i sacrari di Re di Puglia e di Oslavia. Oslavia è vicino a Gorizia, per chi non lo sapesse. Sono 2 dei più importanti sacrari che abbiamo sul fronte, diciamo, est della Prima Guerra Mondiale. In più abbiamo firmato un accordo anche per il sacrario di Rovereto, dove con questi accordi noi dal marzo-aprile di quest'anno interverremo anche lì con lo stesso criterio, con le stesse concetto che abbiamo sperimentato su Cimagrappa. Ma qual è la volontà? La volontà nostra è proprio quella di, con queste nostre iniziative, di fare in modo di rendere fruibile alla gente, alla popolazione, e noi speriamo tanto anche ai giovani, ecco, la possibilità della visita ai sacrari anche in quei periodi che purtroppo precedentemente rimanevano per motivi di personale interclusi. Ecco, io credo che anche questo per noi è un segno importante. È un segno perché vogliamo che la memoria rimanga anche attraverso questi simboli che non sono per noi momenti di retorica. Io voglio solo ricordare Cimagrappa. Cimagrappa io credo sia oggi il simbolo massimo della pacificazione, della ripacificazione tra i popoli europei. Perché voglio ricordare che Cimagrappa non è un sacrario solo degli italiani, perché ci sono gli italiani, ma ci sono anche gli austro-ungarici, quindi tra l'altro uniti da quella che noi chiamiamo la via eroica, quindi da quel momento, da quel passaggio anche simbolico che ricorda quei luoghi, quei posti, quei momenti di sofferenza. E ogni anno, quando c'è la cerimonia ufficiale a Cimagrappa che viene fatta la prima domenica di agosto, ci sono e sono presenti non solo i reduci o i figli dei reduci degli italiani, di chi era dalla parte italiana, come i francesi, come gli americani, voglio ricordare la presenza di Hemingway sul Grappa, però anche tutta la parte, diciamo, che in quel momento era nemica, e quindi dagli austriaci ai cecoslovacchi, ai tedeschi, agli ungheresi soprattutto, che sono presenti con le loro delegazioni, ed è un momento veramente forte di pacificazione. Questo vorremmo far capire attraverso anche questo momento dei sacrari, qual è il segno forte che dobbiamo dare non solo agli italiani, ma io spero anche all'intera Europa. Inoltre la notizia dell'ultimo periodo è che Treviso è candidata ufficiale per la Dunata Nazionale del 2017, quindi cosa state facendo per prepararvi a questo traguardo? Noi ci stiamo preparando, però dobbiamo aspettare settembre, perché adesso è stata approvata dai presidenti del Triveneto, ma a settembre ci sarà il Consiglio nazionale che deciderà chi assegnare la Dunata. Noi ci contiamo, speriamo, perché è un avvenimento unico, il centenario. Il Triveneto ha vissuto tutti i 5 anni di guerra, diciamo, dall'inizio fino all'ultimo giorno della vittoria, perciò è interessato tutto il Triveneto. Speriamo di poter portare a casa nel 17 e anche nel 18, se possibile, con Trento, che ha già fatto richiesta anche Trento. State collaborando con tutte le sezioni? Come Treviso stiamo lavorando con le altre sezioni del Trevisano, Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene, per interessare un po' tutta la linea del Piave, dal Grappa a Venezia, diciamo. Cioè nel 17 la linea del Piave era il confine dell'Italia, poi con la battaglia del Solstizio ne abbiamo
avvenimenti da ricordare. Fosse possibile ricordarli con una donata nazionale sarebbe il massimo per noi, l'avvenimento principe. Ci facciamo un in bocca al lupo, visto che anch'io sono trevigiana. E il futuro dell'associazione qual è? Il futuro dell'associazione è proprio qui, su questi elementi, su questo nostro sforzo come associazione di pensare che l'associazione, quei valori che sono previsti all'articolo 2 del suo statuto e che ho riassunto, che sono nella sostanza la memoria, la solidarietà, il senso del dovere, il sacrificio, l'onore alla bandiera e alla patria, alla famiglia. Ecco, sono quegli elementi che noi riteniamo elementi fondanti di una qualsiasi società. Per noi alpini, da sempre, da quando il corpo è stato costituito nel 1872 dall'allora capitano Perucchetti, e io credo che da quel momento noi siamo andati avanti sempre su questa strada e vorremmo che questa potesse continuare. È chiaro che qualche problema ce l'abbiamo, perché ovviamente con la sospensione della leva le linfe giovani che vengono dall'aver fatto servizio nelle truppe alpine non ci sono, se non in quantità ridotta, anche se tuttora voglio ricordare che le truppe alpine, pure inquadrate nel nuovo esercito di volontari, hanno circa 11.000 unità operative e sono tra l'altro le truppe alpine riconosciute come corpo speciale, tant'è vero che se voi guardate negli interventi che l'Italia fa all'estero nelle missioni di pace, gli alpini ci sono sempre. Proprio a breve, a fine di questo mese, la Giulia tornerà in Afghanistan, anche se con reparti ridotti, ecco, per continuare quell'azione di controllo, di formazione, di preparazione, e quindi siamo sempre anche da questo punto di vista operativi. Ma noi vorremmo che tutti i giovani potessero capire, almeno quelli che vogliono, quelli che hanno desiderio, perché voglio ricordare che c'è qualcosa che non viene mai detto, ma negli ultimi 6-7 anni le domande dei giovani per poter far parte delle truppe alpine sono state circa 4 volte quelle che sono le necessità che poi in questo momento le truppe alpine hanno. 4 volte quelle che sono uscite. Quelle che sono partite in partenza sono oltre 10 volte, quindi noi parliamo di ragazzi che vorrebbero fare questo tipo di esperienza. Di questo ne abbiamo parlato anche a livello di Ministero, quindi di Ministro della Difesa, ne abbiamo parlato anche con il Primo Ministro quando è venuto alla Dunata l'anno scorso a Pordenone, e stiamo mettendo in moto un progetto che possa non tanto tornare alla leva come prima, ma possa tornare a una ipotesi di far sì che anche i giovani d'oggi, chi lo vuole, possa fare un'esperienza di formazione e di preparazione in tutti quei settori che sono tipici della montagna, che non sono solo quello dell'uso delle armi come qualcuno può pensare, anzi direi che l'uso delle armi è una parte, se vogliamo, limitata, è il sapere come comportarsi in montagna che dà poi la possibilità, quando ci sono le calamità, e lo si vede con gli alpini, sapere poi intervenire e aiutare chi ne ha bisogno. Bene, io vi faccio ancora una volta i complimenti per le attività che portate avanti e ringrazio gli ospiti, il Presidente Sebastiano Favero, il Presidente Raffaele Panno e il Professor Pierpaolo Traversari. Vi invito a seguire la pagina Facebook del programma Veneto in Transizione, continuate a mandarci le vostre storie e vi do appuntamento alla prossima puntata.